e si spostavano, andavano oltre regione, andavano nel Molise, andavano in Puglia e andavano perfino nella capitale, a Roma, e suonavano così nelle piazze dove capitava, metà mendicanti, metà pastori, così erano chiamati i zamponiani un tempo. Beh, a Roma forse passavano un po' inosservati, venivano messi da parte probabilmente, fin quando un giorno un compositore francese passò di lì a Roma, li sentì suonare, sentì i nostri zamponiani, rimase affascinato. Il resto è storia e sono sicura che questa storia ve la racconterà meglio il nostro Tonino Toracchio. Vogliamo applaudire? Tonino Toracchio da Manoppello, rappresenta Manoppello, quindi Pescara e Chieti, perché abita a Chieti, e poi Andrea Silvestri, originario di Impiedato e Corfino, e Simone Sottanella, originario di Teramo, provincia di Teramo. Allora, signore e signori, non mi rimane altro, vorrei che voi godeste, anzi tutti noi godremo di questi suoni a noi molto cari. A voi, Zampognani d'Abruzzo. Grazie, buon pomeriggio a tutti e con immenso piacere che noi abbiamo accettato questa trasferta qui in Canada. Siamo contentissimi. Non mi prolungo oltre, che oltre le parole vorremmo farvi ascoltare la musica di questi strumenti atalici, vecchi, proprio veramente molto vecchi. E la Zampogna non si identifica soltanto nel periodo natalizio, ma ha un calendario ben preciso. Noi usciremo leggermente fuori, anche stando in chiesa, il parroco ce lo permetterà, riporteremo anche le nostre canzoni tradizionali, sia dell'Abruzzo che del Molise, come diceva Ivana. Però adesso il tema è quello natalizio, vi facciamo ascoltare un pezzo natalizio, poi usciremo leggermente fuori, man mano due parole proprio per non rubare il tempo alla musica. Adesso vi faremo ascoltare Astro del Cielo, due la particolarità. La zampogna è uno strumento molto semplice, addirittura ha soltanto 6 note anziché 7, e per un motivo prettamente morfologico, perché abbiamo 5 dita per cercare di tappare i 5 fori. La sesta nota viene fuori quando tutto lo strumento è libero dalle mani, però siccome in questo pezzo qui ci sono ulteriori note, la zampogna è leggermente modificata e riusciamo ad avere, Andrea riesce a tirare fuori quella nota in più che manca. Questo è uno strumento diatonico, suona con una sola tonalità per quanto riguarda musicalmente parlando, ed è il Sol e manca il Mi, parte da un Fa diesis e si ferma con un Re. Ok, Astro del Cielo, grazie.
Grazie. Questi sono strumenti molto delicati che risentono della pressione atmosferica, risentono del freddo. È uno strumento ad aggia doppia come il fagotto, il controfagotto. A differenza, diciamo, da altri strumenti, questo è completamente in legno, ha soltanto un pezzetto di metallo che serve per buttare proprio un foro che si trova in una stanza tale dove non si arriverebbe in condizioni normali. Adesso usciamo leggermente dal seminato, dal tema della giornata e aggreghiamo alla zampogna, alla ciaramella, un altro nostro strumento tradizionale, l'organetto, e faremo un pezzo, diciamo, dei nostri cugini molisani, quindi i molisani sicuramente ce ne saranno. Grazie. sappiamo che i tempi che sono stati dai Romani a venire verso di noi avevamo la pastorizia che faceva da padrone. Infatti dal 1500 fino al 1750 i medici hanno invaso, la signoria dei medici di Firenze, hanno invaso proprio il nostro territorio acquistando di tutto, sia gli armenti sia le proprietà, e sono rimasti fino a quando, diciamo, dall'Inghilterra e da altre le lane venivano lavorate in un modo diverso. Loro lavoravano con la nostra lana, che era la Carfagna, la prendevano dall'Abruzzo, la portavano a Prato, la lavoravano e quindi, diciamo, le risorse erano, e noi continuavamo a fare i pastori. Il pastore era una vita dura, addirittura c'erano delle famiglie che avevano delle ragazze da marito e dicevano: guarda, sposati un cafone, è un uomo di società, però non prenderti il pastore, perché era proprio l'ultimo del gradino sociale, perché stava sempre fuori. Naturalmente l'odore, noi chiamiamolo puzza, l'odore era quello che era, non stava mai a casa, lavorava, e purtroppo è spinto un cafone che è un uomo di società. Naturalmente c'è stato il poeta Pastore che ha scritto delle parole, sono state riprese, musicate, e le facciamo ascoltare. Preparare mangiare tutto.
Ti vai allora a cogliere contro lo sposo, vai allora a cogliere che contro. Vai allora a cogliere le viole, non si può dire. Vai allora a cogliere le viole contro Nicola, ma facciamo ascoltare, che sicuramente vi tornerà alla mente le note di questa canzone. Non è la canzone mia, non si poteva dire. Spaziamo un altro po', detti popolari abruzzesi messi in musica. Questi sono i detti popolari nostri, raccolti, diciamo compattati soprattutto, ma più che altro cercati di prenderne il senso, perché li abbiamo presi da persone anziane che a malapena riuscivano a ricordare, ma a darci proprio il motivo. Siccome siamo riusciti a fare il confronto diverso di queste persone, ci hanno dato proprio l'opportunità di mettere insieme delle frasi bellissime. Per esempio, l'amore non si fa, lo lascia il Dio, si fa come lo ferro e la tenaglia. Questo è detto in dialetto, io adesso parlo male il dialetto, l'italiano peggio, figuriamoci l'inglese, quindi comunque chi non riesce a fianco c'è sempre quello che riesce a capire, se lo farà spiegare. L'amore non si fa, lo lascia il Dio, si fa come lo ferro e la tenaglia. Vedete la bellissima similitudine che c'è, quella del farro che tiene in mano con le tenaglie il pezzo di ferro e batte sull'incudine. Così dovrebbe essere l'amore, mai lasciarlo, tenerlo sempre stretto nelle mani. Oppure chi te la testa a te che non ti muove, fatto un pagliarello che non ti pigli. Detto così sembrerebbe, ma ha un senso, un significato bellissimo. Se noi andiamo indietro di un'ottantina di anni, quando i nostri avi, i nostri antenati, se un ragazzo aveva delle mire per una ragazza, non è come oggi, si parla no, lì si andava a messa, c'era lo sguardo, uno guardava, se c'era lo sguardo di intesa e di ritorno, allora qualcosa si cominciava a muovere. Ma se questo ragazzo era talmente timido che non riusciva neanche a percepire lo sguardo di ritorno, dice non mi vuole. Però la donna che, come dobbiamo dire, però senza una spalla un po' più alto riusciva a percepire rispetto all'uomo, diceva ma chi te l'ha detto a te che ne vuoi? Fatto un pagliarello, cioè hai un qualcosa per cominciare a soddisfare i nostri bisogni primari. Cominciamo a fare una vita insieme con i sacrifici, come si fa, per poi poter andare avanti. Quindi diciamo ne sono diverse strofe, tutte quante magari non ve le cantiamo, però sono significative. A Roma
ci si vede la caniglia in dialetto e la crusca, sarebbe la parte del grano che viene tolta, quelle che fa la mamma la fa la figlia, cioè qui a Roma ci si vede la caniglia, quelle che fa la mamma la fa la figlia, però adesso non ve lo dico più, ma i versi non lo diciamo cantando. Grazie. Cioè noi quando cominciamo a suonare
siamo trascinati dalla nostra stessa musica e perdiamo la cognizione del tempo. Forse abbiamo già sforato, vi chiediamo scusa. Facciamo un pezzo, grazie. Chiudiamo con il canto caratteristico di Natale con le zampogne e le ciaramelle, va bene? Ok, noi facciamo Tu scendi dalle stelle, quello lo facciamo dopo, tutti insieme. Dunque, questo è il sol, riusciamo a cantarla, un po' altino ma si riesce a cantarla, vero? Ah, perfetto. Allora, adesso, grazie. Allora, giustamente, uno, oppure tutti noi siamo venuti qui per ascoltare le zampogne del periodo di Natale. Identificato questo strumento del periodo natalizio, ci corre proprio l'obbligo, a prescindere che dopo verrà risuonato, ricantato, a Tu scendi dalle stelle, eseguito solo e soltanto con zampogne e ciaramelle. Poi lo rifaremo perché è un canto talmente bello che non affatica a ascoltarlo. Grazie. velocizzato i tempi. Grazie.